Come sta andando quei lavori, signora? Il periodo era almeno indicato tutto l'anno perché il disagio a novembre, magari dicembre era lo stesso, gennaio, però adesso con qualche turista il disagio è superiore. Lei lavora di più con le persone che vengono a piedi o con l'auto? E io lavoro senz'altro di più con le persone che vengono con l'auto perché qui anni fa io ero di là, abbiamo sempre lavorato sul passaggio, pochi vengono a piedi perché oramai chi lavora, chi va di corsa, chi va di premura, anche i bambini oramai hanno premura. Io non voglio criticare quello che sta facendo il comune, però è come lo stanno facendo, ci ha messo in piena difficoltà, guardate voi come stiamo scaricando, a rischio anche secondo me per la strada, per la gente che passa, per la gente che viene a comprare da noi. Non so come fanno a permettere una cosa del genere. Ecco, io mi chiedo solo questo. Quindi voi soprattutto avreste voluto modalità diverse, un maggiore coinvolgimento. Io personalmente avrei voluto essere un po' più, ma non io, tutti i miei colleghi, diciamo, aver avuto un po' più parola su sta piazza. Probabilmente qualcheduno si dimentica le tantissime riunioni che abbiamo fatto in comune con i commercianti. Dirò di più che il progetto originario era per la pedonalizzazione totale della piazza, poi sono state fatte delle riunioni con i commercianti, i quali hanno avuto delle perplessità da noi accolte ed è stato modificato in quel senso per andare incontro alle loro esigenze. Capisco comunque che per i commercianti ci sia un po' di disagio perché i lavori in corso ci sono, quindi è evidente, stiamo cercando di ovviare a queste loro difficoltà creando questo parcheggio qui di fianco nell'area monumentale addirittura, ma a 10 metri, 15, ci sono 12 stalli di scorario perennemente vuoti. Perché luglio e non novembre, per esempio, per fare i lavori? Non ci sono le scuole, c'è meno movimento, secondo me adesso il momento va bene, per come la vedo io il momento è anche nel limite, è sempre un disagio, lo sarebbe sempre stato, ma luglio-agosto per me, secondo me va bene.